Continuano i gravi episodi di emissioni dallo stabilimento siderurgico Ferriera di Trieste. Si ripete, fumate nere nonostante i parziali interventi di adeguamento e di bonifica degli impianti e si ripete il fenomeno dello spolveramento, l'ultimo domenica 25 giugno, quindi il sollevamento di polveri da depositi minerali dello stabilimento che ha invaso la città. Questo a causa dell'omessa copertura dei parchi minerali, che non è l'unico inadempienza a cui non sono seguite, mi risulta, le relative sanzioni. Anche per questo, in base al report dell'ARPA, la Regione ha diffidato Acciaierie Arvedi a ridurre la produzione affinché le polveri rientrino nei valori obiettivi previsti dal decreto di autorizzazione integrata ambientale del 2016. Peccato però che l'autorizzazione integrata ambientale stabilisca che per gli anni successivi al 2016, nello spirito del continuo miglioramento delle performance ambientali, questi limiti che già adesso stiamo superando dovessero essere verificati e aggiornati. Quindi noi vogliamo sapere se, oltre alle sanzioni per inottemperanza della Ferriera e delle prescrizioni dell'AIA, qualcuno si sta dimenticando oppure di aggiornare i limiti di legge. E quindi vogliamo conoscere dall'assessore quando verranno rideterminati questi valori obiettivo. Grazie. Risponde l'assessore Vitto. Grazie. Allora, consigliere Ossai, questa è l'ennesima interrogazione che lei mi fa su un argomento chiaramente molto importante che evidentemente le sta particolarmente a cuore. Allora io coglierei l'occasione non solo per risponderle, ma anche per fare alcune precisazioni, quindi non rispondendo soltanto all'ultima richiesta che mi fa, ma anche alle varie cose che scrive nell'interrogazione, che a mio avviso hanno delle imprecisazioni davvero importanti, quindi diciamo solo per fare chiarezza. Con riferimento a quanto lei dice che al ripetersi di fumate nere dall'impianto che gli interventi di adeguamento avrebbero dovuto risolvere, si evidenzia che tali fenomeni sono oggetto di attenta valutazione da parte di ARPA Friuli Venezia Giulia e dell'amministrazione regionale. Le cause di tali fenomeni e le azioni correttive poste in essere dall'azienda sono dettagliatamente riportate nei verbali delle visite ispettive di ARPA Friuli Venezia Giulia, dai quali si evince che le cause sono ascrivibili per lo più ad attività gestionali e non sempre riconducibili allo stato degli impianti. Poi, con riferimento alla copertura dei parchi, la prescrizione 6.1 del decreto AIA 96 del 2016 non impone idonea copertura con progetto da realizzarsi ancora nel 2016, bensì impone la presentazione di un progetto di confinamento e copertura delle aree a parco corredato da un cronoprogramma di attuazione dello stesso. Poi, con riferimento all'affermazione che la conferenza dei servizi di gennaio 2017 aveva invitato la Regione ad adottare i provvedimenti conseguenti, si evidenzia che questa amministrazione ha adottato il provvedimento di diffida da adempiere con il decreto 898 del 7 marzo del 2017. Con riferimento poi all'affermazione che l'omessa copertura dei parchi minerari non è l'unica inadempienza registrata a cui non sono seguite le relative sanzioni, si rileva che la direzione competente ha avviato tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori conseguenti alle inottemperanze rilevate da parte di ARPA Friuli Venezia Giulia. Appare opportuno sottolineare come i suddetti procedimenti amministrativi necessitano di un'accurata istruttoria tecnico-giuridica, in assenza della quale potrebbe essere inficiata l'esigibilità del pagamento della sanzione. In ogni caso, tutti i procedimenti sanzionatori in corso sono nei termini. Infine, con riferimento all'affermazione per cui la salute dei cittadini non può più essere ulteriormente sottomessa ad altri interessi, si sottolinea che questa amministrazione con l'AIA ha sempre perseguito la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non interessi di privati. Lo dimostra anche l'accordo che la Regione ha concluso in aprile con l'Istituto Superiore di Sanità, finalizzato ad elaborare un programma congiunto di ricerca avente l'obiettivo di valutare eventuali conseguenze sullo stato di salute dei cittadini a causa di esposizione di inquinanti di varia natura, in particolare aree soggette a maggiore pressione ambientale. Un tanto premesso, si procede allora a fornire la risposta all'interrogazione che lei mi fa. Il decreto AIA stabilisce valori obiettivo che devono essere misurati presso postazioni ben definite e prevede che in caso di superamento degli stessi il gestore limiti la produzione di coke e ghisa. Le misurazioni vengono effettuate con cadenza mensile al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi strutturali eseguiti.
Nello spirito del miglioramento continuo delle prestazioni dell'impianto, il decreto prevede che i valori obiettivo possono essere verificati e aggiornati, ferma restando la differenza tra i limiti emissivi stabiliti da norme di settore e valori obiettivo fissati in sede autorizzativa. Questi ultimi sono il parametro attraverso il quale misurare l'efficacia degli interventi strutturali effettuati e valutare la necessità e la possibilità tecnica di imporne ulteriori che riducano l'impatto emissivo dello stabilimento. Con nota del 28 giugno del 2017, la Regione, a seguito del superamento del valore obiettivo registrato da ARPA presso la stazione di Via del Ponticello, ha diffidato la società Acciaierie Arvedi SpA a ridurre la produzione di ghisa e di coco come previsto dal decreto di AIA. Premesso che è imminente un intervento di manutenzione straordinaria presso la bocca dell'altoforno, la valutazione delle deposizioni delle polveri prodotte dallo stabilimento siderurgico è oggetto di attenzione continua da parte della direzione regionale di ARPA, che stanno monitorando accuratamente tutti i dati in possesso. Grazie, la parola al consigliere Russai per la replica. Grazie Presidente, mi reputo del tutto insoddisfatto per vari motivi. Il primo perché non ho ricevuto la risposta alla mia domanda, cioè quando verranno rideterminati i valori obiettivo. La seconda cosa che vorrei dire è che devo correggere l'assessore perché nell'AIA non c'è scritto che possono essere i valori obiettivo verificati e aggiornati. Nell'AIA c'è scritto che sono verificati e aggiornati, perché i valori che stiamo sforando adesso sono valori stabiliti nel 2017 e che, come c'è scritto nell'AIA, negli anni successivi andavano verificati e aggiornati, e 6 mesi per verificare e aggiornare questi valori mi sembrano anche troppi, per cui dal mio punto di vista la Regione continua a essere latitante nell'esercizio delle proprie funzioni. Grazie.